rivoluzione. A Quartu Sant'Elena i casi di stalking, di violenza, di donne in difficoltà sono aumentati. C'è un picco tra il 2020 e il 2022. Silvana Maniscalco, presidentessa Donna Ceteris. Sì, è proprio così. Stamattina abbiamo presentato la statistica che riguarda l'area di Quartu del 2022 e purtroppo è avvenuto quello che temevamo, cioè dopo l'anno del Covid e l'anno successivo, che è stato quasi paritario rispetto agli anni precedenti, quest'anno abbiamo visto un picco del 10% di aumento delle donne che si sono rivolte a noi, dell'area quartese più che dell'area cagliaritana. Quante volte si tratta di donne che hanno poi figli a loro volta minorenni da proteggere? La maggior parte. Sono contenta di questa domanda. Stamattina non è emerso in maniera importante come noi come Donna Ceteris ci stiamo dedicando, cioè il tema della violenza assistita. I bambini e le bambine si porteranno dentro le ferite di quello che vivono, con una ferita, detto da un'esperta che ci fece la formazione, una ferita che non si rimarginerà mai. A queste bambine e a questi bambini noi dobbiamo come società dare delle risposte che non possono più attendere. Donne spesso single, anche con un buon grado di istruzione. Assolutamente sì, sfatiamo quello che sono gli stereotipi del passato, che è la violenza di genere. Io purtroppo sorridendo dico che la violenza di genere è alquanto democratica, colpisce tutti indistintamente. Come avete potuto vedere appunto dalle statistiche, le donne prese in carico hanno spesso un diploma e hanno anche una laurea. Si tratta di lavorare su quella che è la relazione malata e noi ci stiamo mettendo tutta la nostra professionalità e competenza. Capita ancora oggi nel 2023, Silvana Maniscalco, che una donna arrivi da voi, si confidi, però poi vi dica io non vorrei fare nulla perché poi chissà che cosa mi può fare lui? La maggior parte delle volte. In quel caso voi cosa fate? Si rispetta quello che è la decisione della donna e si riflette sul fatto che a perderci c'è tutta la società. Adesso c'è il registro viola, insomma, imprese messe sotto la lente di ingrandimento. Assolutamente. In cosa consiste? Adesso c'è questo strumento assolutamente rivoluzionario che vede una pagina web, lottotuttigiorni.it, che andrà nei prossimi giorni presentato ufficialmente da Donna Ceteris, all'interno del quale società private, pubbliche, comuni, imprese, aziende, scuole, università si potranno iscrivere rispondendo alle domande e alle richieste che questo stesso libro, Registro Viola, fornirà, e cioè quante donne sono all'interno di quella società, quante donne occupano ruoli apicali, se c'è parità salariale, se ci sono piani di genere all'interno. Ecco, dietro queste risposte ci sarà l'iscrizione di questi comuni, enti privati e pubblici virtuosi che meritano di essere con noi al nostro fianco.